Buongiorno, Focus, bollettino cultura erbacee, aggiornamento, colza. Continuiamo ad osservare gli appezzamenti a colza perché, anche se le piante sono più sviluppate, potrebbero esserci problemi, danni da insetti come le tentredini oppure le nottue. Quindi continuiamo ad osservare per eventualmente intervenire in tempo utile perché questi insetti possono portare a defoliazioni importanti ed anche a perdita di piante non molto sviluppate. Quindi ancora attenzione alla colza. Le temperature sono ancora tali da avere questo tipo di problemi. Insetti del terreno. È il momento in cui possiamo stabilire se è necessario fare interventi di controllo o comunque avere strategie per ridurre danni da insetti del terreno, in particolare elateridi, usando delle trappole per larve. Negli appezzamenti in cui o perché le trappole per adulti che abbiamo utilizzato nella stagione hanno segnalato presenze elevate di adulti o perché ci sono fattori di rischio come per esempio doppi raccolti, il prato in precedenza oppure abbiamo avuto dei danni nel passato che ci inducono a prudenza, possiamo capire se effettivamente ci sono larve da far danno a mais o altre culture suscettibili utilizzando questo tipo di trappola per larve. Trovate nel bollettino, negli ultimi bollettini, ma anche durante tutta la stagione, le istruzioni per l'uso. La trappola è fatta di vermiculite, semi di frumento o semi di mais, sono mescolati insieme, 30 mm di semi di frumento, 30 mm di semi di mais, sono inserite nel terreno, poco sotto la superficie, con un sottovaso da 18 cm, il vasetto è da 10, e sono lasciate normalmente 10 giorni, i semi germinano, vedete ci sono le piantine di frumento emerse dal vasetto, germinando producono anidride carbonica, l'anidride carbonica attira le larve e quindi si può stabilire con 9, 12, 15 trappole per superficie omogenea da monitorare se c'è un numero medio di larve tale da creare danno. Potete vedere la trappola si apre così dopo la decina di giorni e potrete anche osservare come facilmente in un appezzamento infestato di larve e di elateridi si possano facilmente trovare e contare. Per avere un numero certo di larve noi mettiamo il materiale poi sopra degli imbuti a seccare, così nella provetta sotto tutte le larve possono essere contate, chiunque faccia il monitoraggio in questo modo potrà trovare lo stesso numero di larve, ma in ogni caso anche una osservazione manuale dà già un'indicazione sulla presenza di tante larve o meno. Come vedete, una semplice osservazione di questo tipo porta a trovare diverse larve. Seguite i bollettini in cui ci sono anche le soglie, il numero di larve per le diverse specie che può essere considerato tale da avere danni significativi nell'anno successivo e le istruzioni dell'uso nei bollettini che vengono man mano mandati a tutti o pubblicati nel sito di Veneto Agricoltura. Alla prossima!